Li hanno chiamati cantieri di servizio e servono per bonificare la città dal centro alla periferia. Ad Agrigento questi cantieri dovrebbero servire per sopperire alla cronica carenza di personale che costringe il comune ad ignorare le istanze dei cittadini che reclamano la pulizia dei propri quartieri. Sarà così, lo sperano tutti. Intanto sicuramente rappresentano una boccata d'ossigeno per i tanti disoccupati, dei quali una quarantina vengono impiegati per la scerbatura. Dal comune dicono che 20 saranno impegnati in periferia. Non si vuole assolutamente fare polemica, ma visto che proprio da un quartiere di periferia arrivano le maggiori lamentele, chiediamo all'assessore competente quando gli operai, ad esempio, faranno la loro comparsa a Fontanelle, dove malgrado le istanze, le denunce e malgrado appunto i cantieri di servizio, la situazione rimane alquanto squallida. Insomma, proprio adesso il comune non ha più scuse. Vorremmo sapere, chiedono gli abitanti, quando saremo serviti anche noi.